No agli asparagi precoci, soprattutto no agli asparagi di serra, un no corale che arriva da oltre una ventina di ristoratori del Bassanese dopo l'uscita anticipata da parte del presidente del consorzio dell'asparago bianco Paolo Brotto, coltivatore, che ha promosso il turione caratteristico del territorio bassanese già a febbraio. E si sono levati gli scudi dei ristoratori, a cominciare dalle dimissioni del presidente di categoria Giovanni Scapin, convinti nella necessità di mantenere ferme le tempistiche di coltivazione e raccolta dell'asparago bianco di Bassano, da San Giuseppe a Sant'Antonio, dal 19 marzo al 13 giugno per capirci, che tanto caratterizzano la tipicità del prodotto. Una posizione, tengono a precisare, che non va contro qualcuno ma a favore del territorio. Per noi l'asparago diventa anche un simbolo, riusciamo tramite questo a far parlare della città. Mercificarlo così a febbraio, quando che comunque non serve, ci troviamo ovviamente in disaccordo. Questo non è il mio pensiero, è il pensiero di tanti colleghi che giustamente ogni giorno sono nelle proprie botteghe, nei propri ristoranti, cercando di proporre alla clientela quello che la stagione ci regala. Non è che ce l'abbiamo con Paolo Brotto, ce l'abbiamo con il presidente del consorzio, che anche lui doveva tutelare in primis un prodotto e tutti i coltivatori. Noi ci muoveremo come abbiamo sempre fatto, pensando di valorizzare un prodotto tipico della nostra città, cercando di portarlo nelle tavole nel momento opportuno. Lei diceva che sono tante anche le adesioni che stanno arrivando di colleghi che vogliono tenere alto anche la vostra battaglia. Certo, continuano ad arrivare e tutti quanti ovviamente sono d'accordo proprio su quello che continuiamo a dire, cioè la credibilità e soprattutto anche l'identità. Beh, sicuramente nelle nostre tavole fino al 19 di marzo non ci sarà l'asparago di Bassano DOP, e appunto per dare un segnale, per essere uniti, deve rimanere un prodotto di nicchia e basta.